Sindaco, un comune, insomma Jesolo, che in questa situazione ne esce un po' con le spalle un po' bastonate, anche se forse ingiustamente, come dicevamo prima, per la questione che insomma è una minima parte quella che è stata visitata da questi controlli, e poi una minima parte insomma sono coloro che si comportano, come ho detto prima, da birbaccioni. Sì, grazie, perché credo che questa sera, questa trasmissione possa permetterci anche di dimensionare quello che realmente è successo, almeno per quelle che sono le informazioni che abbiamo noi, che hanno rischiato di creare comunque della confusione mediatica che è confermata dal servizio che avete fatto. Avete confuso un'operazione della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che si è occupata di un sequestro di un distributore di alimentari sul nostro territorio, sommando all'operazione della Guardia Costiera. Questo non è perché era nello stesso territorio. No, ma avete detto che la tonnellata è stata sequestrata in quel procedimento che nulla ha a che vedere con... di un collegamento, comunque ma a testimonianza di come purtroppo la gestione della comunicazione di quello che è successo durante la settimana di Pasqua è stata, secondo me, non così puntuale come deve essere fatta nei momenti in cui si mette all'agonia una città o migliaia di operatori come io rappresento a Jesolo. 560 pizzerie e ristoranti, 380 alberghi, persone che da decenni continuano a produrre qualità, e che è testimoniata dalle migliaia e milioni di presenze che abbiamo nel nostro territorio, che pur condividendo il percorso che sta facendo la Guardia Costiera, ma così come lo sta facendo i NAS da anni nel nostro territorio, non può essere messa all'agonia, perché i dati che ho io oggi, dopo non so se il tenente Tognazioni ne abbia altri, è che stiamo parlando di 3 attività dove i sequestri sono stati, anzi di 2 attività dove i sequestri sono stati consistenti, stiamo parlando complessivamente di circa 130 kg di materiale sequestrato. Il terzo provvedimento è soltanto una sanzione amministrativa, quindi della tonnellata che molto probabilmente fa riferimento a una filiera, ma una filiera che è molto lunga, che poco ha a che vedere poi con l'operatore finale, con il ristoratore, rischia oggi di aver visto la nostra località messa alla berlina per un comunicato che forse doveva specificare in maniera più puntuale dove è stato effettuato questa tonnellata di sequestri, perché il rischio in momenti difficili come questi, siamo in un momento estremamente difficile per il turismo, in un momento che tra l'altro ci vedeva particolarmente contenti, una Pasqua straordinaria con un afflusso straordinario nella nostra città sabato, domenica e lunedì, quindi quello era il messaggio positivo che dovevamo dare ai veneti, alla nazione, un grande successo della località. È stato vanificato da un comunicato che secondo me non è così puntuale. Il dito puntato contro la Capitaneria, mi pare di aver capito. Io sono non assolutamente... per coinvolgere il tenente in polemiche, però mi pare che sia anche questo, oltre alla stampa, mi pare che anche il tenente Tognazzoni sia nel L'altra sera era a Jesolo mirino. Il ministro Zaia, che ci ha confermato che l'input viene dal Ministero delle Politiche Agricole, che giustamente ha dato questo segnale di maggiori controlli sul territorio. Ben venga, perché credo che sia la maggiore garanzia per tutti quelli che fanno bene il proprio lavoro, e ce ne sono tantissimi, sono la quasi totalità che operano a Jesolo. Ben venga punire i furbetti del frigorifero come li abbiamo definiti. Di certo non si può fare di ogni erba un fascio, perché rischia di andare a vanificare decenni di lavoro nel nostro territorio. Azzardato allora quel comunicato, tenente Tognazzoni? Forse no, quello che è successo? No, diciamo, i comunicati noi li facciamo sempre alla fine di ogni operazione, solamente che ovviamente il risalto che forse ha Jesolo rispetto ad altre operazioni che noi abbiamo fatto, ma anche molto con sequestri se non di pari tipo, ma comunque di quantitativi simili, ma anche con risultati ancora maggiori. Ovviamente su tutto il territorio Jesolo ha questa funzione, un'attrattiva particolare, però ecco, come ripeto e come ripetevo prima, ovviamente i nostri controlli si svolgono su tutto il territorio. Se noi praticamente andiamo su Jesolo, ovviamente troveremo dei ristoranti un po' di dimensioni ovviamente maggiori rispetto ad altri all'interno del paese. E soprattutto all'interno della zona di San Donatese e dei comuni costieri, dove ovviamente le cose sono più piccole. Però il fatto che voglio puntualizzare è questo: ovviamente sono d'accordo col sindaco e con
ci mancherebbe con il Presidente, che il fenomeno è stato ampliato in maniera troppo esagerata, quindi forse perché Jesolo ha questa fama diciamo, di questi hotel, però ecco, il fenomeno c'è, sussiste.